Degli operatori sono venuti a sfalciare il prato di Via Naritti, che è un parco di una villa di Mira, dove sono presenti da più o meno una decina d'anni una colonia di gatti. Gatti di cui i volontari dell'associazione Quattro Zampe si occupano da una decina d'anni, dando loro il cibo, sterilizzandoli e prendendosene cura. Martedì, durante lo sfalcio dell'erba, però, si è verificato un brutto episodio. Siamo state chiamate da dei vicini che ci hanno segnalato appunto che uno dei gatti urlando ha saltato il muretto e poi è morto sul colpo. È stato falciato, è stato investito, colpito dalla macchina, e come potete vedere una macchina molto importante visto le orme delle ruote lasciate sul parco. E quello che a noi ha turbato più di tutto è che appunto l'operatore, accortosi che era impossibile praticare il terreno visto le piogge dei tempi della settimana, ha comunque continuato a fare il suo lavoro senza prestare attenzione. Come potete vedere dalle buche lui si piantava, quindi secondo la mia opinione andava molto veloce, ha preso il largo dove in fondo c'è la colonia. I gatti purtroppo non hanno fatto in tempo a realizzare il fatto che stesse arrivando un mezzo così grande. Impauriti si sono trovati davanti questo mezzo e non hanno avuto il tempo di fuggire e mettersi in salvo. Oltre a Crosta, il gatto ucciso, all'appello ne mancano altri due. L'associazione non vuole che quanto accaduto passi sotto silenzio. Questo deve servire appunto per far capire che esiste la colonia e che per le prossime volte si abbia un po' più di riguardo, un po' più di attenzione verso la colonia, che ormai è da tantissimo che è su questo posto. È stata segnalata la cosa alle autorità competenti, personalmente ho anche mandato una mail al sindaco che stamattina mi ha richiamata e mi ha anche detto che prenderà provvedimenti su questa cosa e che è molto solidale sul fatto che è accaduto, è vicino appunto ai volontari.